Questa trasmissione è offerta da Azienda Agricola Serafini. Puntata di Lo Sapevo con le nostre Proloco già pronte in studio a sfidarsi, e c'è una new entry questa sera, ci fa molto piacere, new entry sia per noi ma anche per il territorio, perché sono davvero una nuova Proloco nata poco fa. Loro sono la Proloco di Felettis di Bicinicco con la presidente Spartaco. Grazie. Benvenuti. Racconteremo un po' di voi, ci fa piacere davvero che siete qui perché avete poi chiesto voi di partecipare proprio per farvi conoscere, per raccontare le vostre iniziative e il vostro territorio, giusto? Certo, sì. Sei pronto comunque con il gioco? Prontissimi. Avete visto un po' di puntate? Abbiamo visto un po' di puntate, abbiamo studiato, siamo pronti a fare la sfidare la Proloco di... bellissima figura. A sfidare la Proloco di Buia, che sono qui. Capitano François, il neopresidente Stefano al comando con tutte le sue donne dietro, ma c'è anche un altro ragazzo, mi raccomando, però insomma hai portato tutte le donne di Buia, hai fatto bene Stefano, hai fatto bene perché i nostri registi apprezzano, e apprezza anche il nostro Claudio Romanzin. Buonasera Claudio. Una new entry, anche tu sono anch'io una new entry, sì. Penne in asciutta anch'io, che ha 3D. Sì. Si viot. Però la barba è sempre quella, potete tagliarla. Ci voglio dire, qui che nasco qui avei qui c'è, qui che nasco la barba e qui c'è. Bene, il nostro filologico di fiducia, l'avete conosciuto Spartaco? Sapevate della sua presenza qui in studio, giusto? Sì. È più entusiasta la prossima puntata, ma va bene. Adesso invece siamo pronti per partire con i quiz, perché dopo c'è anche il gioco in friulano che ha preparato il nostro Claudio. Andiamo a vedere il primo cubo virtuale, quindi il primo argomento della serata. Territorio. Buia, Bicinicco, quanti sono i Friuli Venezia Giulia e comuni che iniziano con la lettera B? Quanti? 8, 10, 5 o 13? Visto che voi siete tutti con la B, sia Bicinicco che Buia, Felettis è una frazione di Bicinicco. Allora, Buia dice 8 e Felettis inizia bene, 10, bravi, fatevi l'applauso, E se li ricorda tutti Claudio o Spartaco, no? Provieni a Dio. Proviamo no, a dire. B. Quale inizia con la B? B. B. Bravo. Butrio, Bicinicco, Buia. Brazzacco. Non è comune. No, non è comune. La facciamoli dire a Claudio, altrimenti... Facciamoli dire allora, a Claudio, dai. facendo una roba poi ordinate, tacchindi di là da laghe, Barcis, Brugnera e come mi chiamo? E Budoia. Di Cadalaghe, Talabasse, Ivin, Bertiul, Bicinins, Bagnari Arsa e Basilian, poi in su Ivin, Bordan, Buie e Buri. Bravissimi. Bravo, complimenti, e complimenti anche a Spartaco con la sua Proloco. Andiamo subito a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Vediamo. Enogastronomia. Parliamo di un vitigno autoctono tipico della Valle dello Iudrio, chiamato anche ribolla nera. Schioppettino, cos'è? Lo schioppettino, il marzemino, cividin, amarone. Chi si intende qui di vino? Sempre lui. Bravi. Da bere. Non mi fatto nessuno. Siete talmente sorpresi di queste risposte che non vi fate neanche l'applauso, no? Perché rimanete sbalorditi. Bravi, complimenti. Anche alle signore dietro, complimenti. Complimenti, sapevi anche loro. Sì, perché non tutti sanno queste cose. Tu invece sei preparatissimo. Io ho studiato, io fare le scuole salti. Sì. No, non mi perdi che di che i vinschi che avessi veduto, allora anche qualche dunque all'imbroiave, perché per esempio il cividin è un vin blanc, dunque non poteva essere, l'amarone non è un vin furlan e non poteva essere, allora la scelta alla fine era tra i Prince 2, insomma. Sì. François, com'è? Astemio. Fermo, astemio.
sei ancora fermo lì che stai Boom, ancora boom. carburando, no? Tu, perché poi perché lui è bravo, Lo so, l'ho hanno seguito vinto nelle anche, altre puntate. se l'hai seguito nelle altre sondaggio. edizioni, hanno vinto un'edizione, loro quindi insomma sono comunque dei campioni. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Sport. Quanti sono i portieri friulani impegnati attualmente nel campionato di Serie A? 5, 1, 4, 2. Friulani, ragazzi. Qui François non sbaglia. Bravi. François, giochi a calcio tu? No, Giocavi? non gioco a calcio, ma mi hanno suggerito bene. È Stefano che ti ha suggerito? No. Neanche tu? Le donne? Perché le donne guardano i portieri, no? Hai capito, Claudio? Non disnuio, no? Chi sono Comunque questi sono portieri? quattro. Allora, non le scuffette perché che non no. le poi in Italia, giù mi pare in Romania, mi pare che giù. Sì. Però hanno tre sono famosi, ho messo conosciuti, che è Vicario, che è L'Empoli, alle Meret col Napoli e alle Provedel con la Lazio, che ultimamente è il titolare proprio, che è di Pordenone. E dopo il quarto, invece che è manco il conosciuto, perché è il quarto portiere dall'Atalanta, che è Saro. Ecco, quindi sono 4. Bravi ragazzi. E anch'io. No, anche tu sei bravo, ma non so se sei bravo in porta. No, No, in porta no. non arrivi neanche a toccare, non la traversa, neanche il palo. Chiedo alla regia se è possibile vedere il punteggio, così giusto per... Ecco, Felettis 5, Buia 4, perché sai, il punteggio vale anche sulla base di quanto sei veloce o meno a rispondere, perché c'è da un minimo a un massimo di punteggio totale sulla base del tempo che impieghi per rispondere. Comunque bene, andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale. Quindi l'argomento. Cultura, qui avete più tempo e più punti in palio, 30 secondi da 5 a 10 punti. Alla fine di ottobre di 105 anni fa si combatté una sanguinosa battaglia contro i tedeschi, dove Gorizia, Latisana, Caporetto e Pozzuolo. Buia dice Caporetto e non è così. E Felettis dice Pozzuolo. Siete stati troppo veloci, vi ha ingannato la foto, cosa vi ha ingannato? No, il Caporetto è il 24 ottobre del È vendita alla 1917. fine di ottobre. La fine di ottobre, il 30 di ottobre è stata la battaglia di Pucciui, che era proprio comunque le ade a Chiaure, però è una battaglia di difesa dalla ritirata per praticamente i soldati italiani si sono sacrificati per permettere ai loro camerati di passare il Puin dal Tilimente e hanno bloccato per una di intere i tedeschi a Pucciui. Bene, bravi, bravo Claudio soprattutto. E Spartaco, sei contento di come sta andando? Significa Perché ti la mia vedevo con il squadra tuo è fortissima. collega, ti stavi Sì. confrontando? C'era qualcosa che non andava? No, consulenze. Alla consulenza, perfetta. che comunque è giusto sentire tutta la squadra, no? per essere corretti fino in fondo. Andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento e poi lanceremo il primo proverbio in friulano. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Qual è il curioso soprannome degli abitanti di Rivo? La frazione di Paluzza, Croz, Truttis, Cisilis o Musso? Cisilis. Va bene. Cisilis. No, Vedi non che è l'abbiamo Cisilis. fregati, non è Cisilis, ma è Croz. Che vuol dire? Che vuol dire? Come si vuol dire? Perché li chiamano Croz? Allora, crota vuol dire dos robes per furlare, no? Sì. Allora, dal fatto che tu ridi su una das dos tu la sai. Non l'ho capita. Ecco, sì. ma noi che? Non è che? No, noi che avevamo a Tor Cross, anche perché sono sulla montagna, insomma. No, crota è la rana. Ah, giusto, è Si vero. chiama, io sono soprannominato Cross perché la borgade praticamente è giusto la laghe, sono due corsi di aghe che passano lì, dunque poi disegno così, poi umid, ecco, disegno di tutto il comune, io chiamo i cross. Invece le trotte, ma non c'entra assolutamente nulla, giusto per non poter fare pubblicità, ma sono i supporter di due, come si chiamano, che fanno su internet, che fanno monadis lì, due influencer per frus, e i loro supporter si chiamano le trotte, tutti frus io conosco, in frus, picciolus. Bravo, O cui Claudio. calai frus, perché la scuin calai anche lui.
Bene. Tu non tu hai che situazione? Io ne ho anch'io, sì. È malgrande. È grande, però lo Ormai stesso. aveva di altri robot. No. Andiamo invece a vedere qual è la situazione, il punteggio delle nostre due pro loco. Felettis 14, Buia 7. La new entry, François, com'è? C'è ancora tempo. C'è ancora tempo. Però adesso è arrivato il tempo del proverbio, del primo proverbio in friulano, e sarete voi a dare la prima risposta. Se sbaglierete daremo la possibilità a Felettis di rispondere. Come siamo col friulano, ragazzi, qua? Tamben che Bene, e allora andiamo a vedere subito il primo proverbio che leggerà il nostro Claudio e sarà Buia a rispondere per prima. Cui calabade ogni nul non si mette mai in viaggio. Tiravi gli occhi perché non hai gli occhiali. No, perché non mi pensavi se che avevi scritto. Perché... Quindi noi vogliamo sapere che cosa Cui si calabade intende dire. ogni nul non si mette mai in viaggio. Ho detto, anche a memoria lo sai. Dopo la pubblicità, caro François, hai il tempo di... avete anche voi la pubblicità, qualche minuto di tempo per pensarci e poi subito rientreremo e vi daremo la possibilità di rispondere. Ci vediamo tra poco a Lo Sapevo con le proloco di Buia e Felettis di Bicinicco. Bentornati a Lo Sapevo, le proloco di Buia e Felettis di Bicinicco. Ci siamo lasciati con un proverbio, so che anche a casa erano lì che pensavano a che cosa dire, chissà se François lo saprà o meno. Adesso lo rivediamo in grafica e poi il nostro François proverà a dare la risposta. Cui calabade ogni nul non si mette mai in viaggio. Caro François, dici la soluzione. Allora, chi guarda troppo ad ogni minimo particolare non inizia mai niente. Che è la traduzione, o no? No, lei giusto. Perché la traduzione... Tanto una battuta di man, Sai che la traduzione letterale era chi bada, chi si preoccupa per ogni nuvolo, per ogni nuvola, scusate, non si mette mai in viaggio. Che è la traduzione. In effetti il significato è generale, è che se uno sta a il pelo, ogni roba, non fa mai nulla. No, e quindi non scommetti mai. Quindi 5 punti ha conquistato il nostro François con la proloco di Buia. Ma poi avremo un altro proverbio e poi gli sbustuttis che sono lì con le parole in friulano, quindi dopo ti metteremo alla prova con il friulano, caro Spartaco. Ma adesso ripartiamo con i nostri quiz, quindi pronti? Andiamo a vedere. Che tocchi? Cosa tocchi? Il cubo virtuale, l'argomento è territorio. 15 secondi da 2,5 punti. Cravero, Dolegna, Merso di Sopra, Usivizza sono frazioni di quale comune? San Leonardo, San Pietro Latisone, Malborghetto o Dolegna del Collio? Buia dice San Pietro Latisone. Ah no, dice San Leonardo, bravi! Non conoscete queste zone? Sì, conosciamo benissimo queste zone. Però... Solo ho avuto un attimo di ripensamento su San Pietro, perché c'era qualcosa un po' vicino e allora poteva su quella confondersi. frazione... San Pieri, San Lenarsi e sono taccati. Sì, sono taccati. Sono taccati? Sì. E allora va bene, dai, può stare che uno si confonda dei paesi, ma anche perché sono vicini. Ma andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Enogastronomia, e qua parliamo di fricco. Fra le tante variazioni, quale non si trova? Quello con la zucca, con le pere, con le banane o con le mele? No, quello non si trova, tutti gli altri sì. E sono uno più buono dell'altro. Però io ho mangiato solo quello con la zucca, quello con le pere e le mele no. Come mai? Non sai, è un Dove si trova? un Non so, problema dimmi tuo, dove non si sai, trova, sono lo vado a più dati. mangiare. No, allora ti sarai che vi ho fatto un giro su internet, Sì. d'accordo? Vi inchialate, passate,
duce che riguardava il frico, vinchiatat chi, anche altre robe, però cirut, banane non è mai saltato fuori, l'abbinamento con le banane sono là sul sicuro. Con la coce si usa perché è una roba autunnale, no? Sì. Insomma, di stagione. Con i pirus perché è il formadi, i pirus comunque a lei. E dopo serie, qui melus anche, che è comunque un classico, che melus è tipico fruttano, le tipiche pomme furlane, e dunque insomma... Buono, buono. Sì. Avete mangiato il fricco voi? Sì? Come lo mangiate voi? Tu che non sei di origine friulana. Ma io col salame, con la cipolla all'interno, con le erbette. Sì, roba leggera, insomma. Una frecheria a Cervignano. E il vicepresidente qui Sempre invece? con le patate. Classico, tradizionale. Classico. Non può A parte che ci piace molto anche quello bello gonfio. vede, è un buon gustaio lei. Bravo. Adesso, non chiedo a te, devo chiedere a te anche. No. Che Perché frico- già che prima frico tu hai detto mangi? una battuta che non vi deve, dite No, cosa tocchi, non toccare le dite, ma che sbustutis, dopo no, mi- no, ha fatto, no, si vedeva che Belli, qui volevi mescolare le no, bustine. volevi nome di a chiesa, insomma, tranquilli, qui è la femmina, Assolutamente sì. Andiamo a vedere il prossimo argomento, poi vediamo il punteggio delle nostre Prolocco. Territorio. Come detta la caratteristica parlata friulana di Cordenons, Taront, Talian, Meneghel, Folpo. Folpo era? Lui ha schiacciato la C. Meneghel Ha è detto Folpo, ma hai schiacciato C tu. Vabbè, ti è stato più veloce François. Ci dici tu perché? O signor mi sembra di essere l'enciclopedia. Sì, allora, la nostra enciclopedia. No, erano comunque tutti squadri che speravo le slia indichino una maniera di fevelà, una variante. Sì. Il Taront è un gergo, un linguaggio gergale pensi tu, dai ombrenars di Tramons, della Val Tramontina che avevano torpo al monte, chiacchieravano tra di loro in maniera che nessuno io capisce. Tapla par Taront si dice, cioè parlare rotondo, in maniera che la roba sbrisse via e nessuno la capisce. L'italiano invece è una lingua che si fa dal Brasile, dal sud, e è un misclicciotto di Veneto e Furlan. E tra l'altro tutelato in Brasile. Il Meneghel invece è la favela che si chiacchiare tra la zona della Livence, e è una via di Mieci, un'area di passaggio tra il Veneto e il Furlan. E il Folpo appunto è quello di Cordenons. Bravo. E bravi, anche se voi, insomma, il signore era preparatissimo, Era non preparatissimo. l'hai ascoltato. E invece i ragazzi di Bui hanno dato subito la risposta. Chiedo alla regia se è possibile vedere il punteggio attuale, così vediamo la situazione. Bui adesso 23, Felettis 14. Hanno recuperato, ma insomma andiamo avanti, ci sono altri quiz, altri giochi, e andiamo a vedere il prossimo cubo virtuale, quindi il prossimo argomento. Sport! Parliamo di Alfredo Vogri, friulano, classe 1936, figlio di un calciatore, ma in quale sport lui eccelse? Tennis, pugilato, calcio, pallacanestro. Bravi? Questo signore è bravissimo. Hai un aiutante fortissimo, ascoltalo però, perché se non l'ascolti è lo inutile. paghiamo profumatamente. Ah, ecco, ascoltalo perché ti dà tutte le risposte, lo sento io da qua. Sì. Bravo. Qualche ricordo hai di Vogric, tu, vero? Ma sì, abbiamo fatto la scuola insieme, era prima della guerra. Sì? Dopo abbiamo chiappato strade differenti, perché io ho chiappato il cinema e la televisione e lui invece il pugilato. Si ridito, sono in televisione. E in realtà non l'ha mai vinto titoli particolari, però l'ha combattuto tanto e vinto tanto, ha fatto tantissimi tournée all'estero, dal foresta. E amico, mi pare che era di benvenuti, mi pare, particolari, insomma. Comunque un bell'uomo, poteva fare anche lui il cinema. Sì? Sì, ma chiappava in su nome uno dei due, allora uno o l'altro. Va bene, ci va bene così allora. Vediamo il prossimo cubo virtuale. Prossimo argomento. Cultura, qui avete
Avete più tempo e più punti in palio. Gorizia e Nova Gorica insieme saranno capitale europea della cultura in che anno? 2024, 25, 26, 25? Buia. François, non potevi sbagliare qua, No. Troppo facile questa. Voi lo sapevate, ma sono stati troppo veloci Troppo loro. veloci. La velocità. Arrivate suggerimento. Lui aveva ragione lui, perché lui piano piano... È un diesel, è un È diesel. un diesel. L'abbiamo scoperto anche nelle scorse puntate, però voglio dire, voi siete partiti benissimo. Recuperiamo Anche qualcosa, le signore, le vostre recuperiamo. supporter dietro ci tengono. Hanno fiducia, hanno fiducia. Allora Claudio, facciamo così, una piccola pausa perché poi gli sbussuti sono pronte. Sì, tu vuoi bevi il caffè? Tu vai a bere il caffè, io preparo gli sbustutis perché vediamo il punteggio, così che cerchiamo di capire chi sarà la Prolocco che parte con il gioco in friulano e la Prolocco di Felettis di Bicinicco. Quindi ci vediamo tra poco con Spartaco alle prese con il gioco in friulano, con le parole in friulano. Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Bentornati a Lo Sapevo. Claudio è tornato pronto perché insomma, anzi, risvegliato dal caffè, così ora è pronto con le nostre bustine e con il gioco in friulano. Quindi può partire la sigla tra due lingue e intanto Spartaco sceglierà la... Spartaco ha scelto la 2? La 2. Quindi tu preferiresti dall'italiano al friulano o dal friulano all'italiano? Giusto per capire la tua... quello che ritieni più facile, insomma. Dal friulano all'italiano, forse. Caro mio. È il contrario. Dall'italiano al friulano, la busta numero 2. Va bene. Quindi sarò io a dire l'italiano e tu in friulano. Sarà di ridi, no? Siamo qui per questo. In un minuto, quindi Wow. se sbagli si riparte dalla prima parola. Vediamo, partiamo con la prima parola che è mano. Mans. Man. Maniglia. Manise. Mano. Man. Ripeti? Man. Ok, maniglia. Manie. Manè. Mano. Man. Maniglia. Mantie. Manico. Mani. Manica. Manie. Polsino. Pustin. No. Mano. Man. Maniglia. Maniglia. Mantie. Manico. Mani. Manica. Manie. Polsino. Polsin. Polso. Pols. Sì? Manette. Manette? Manettis. No. No, è fuori. Comunque, Fuori cosa tempo hai massimo. detto polso tu? Che qua non ce l'ho? Conole. Ma si può dire il pols. La Sì? conole è propriamente sarebbe il vues dal Ok. pols. Quindi anche polso. Anche pols va bene. Ok. Manette, polsez, orecchioni, Marmul. suora, muinie e panettiere, pancor. Quindi fino a polso siamo a 6. Sì. 6 parole su 10, 6 punti su 10 non è male. È andata bene, dai. È andata bene, cosa dici? Sei Sì. contento? Certo. Bravo. Fatevi un applauso se siete contenti. Allora, François, non sconcentrarti. Io capisco che hai tante donne a cui badare lì, però non ti devi sconcentrare. Ci pensa il Presidente alle donne. Ci pensa il Presidente alle donne. Va bene. Hai capito, François? Sta attento. La busta numero 1, quindi io dal friulano e tu l'italiano. E sarà da ridere comunque, Claudio, giusto? Visto che Io i tacchi Giacomo, Sì. così mi chiappo in davanti. Va bene, allora, la prima parola è chialderie, o cialderie, io dico Caldaia. chialderie. Quince, Condimento, fritule, frittella, fun,
Fumo. Fumate. Nebbia. Polse. Riposino. Sì. Crete. Sasso. No. Chialderie. Caldaia. Quince. Condimento. Fritule. Frittella. Fum. Fumo. Fumate. Nebbia. Polse. Riposino. Crete. Burrone. Ghiaione. No. Chialderie. Caldaia. Quince. Condimento. Fritule. Frittella. Fum. Fumo. Fumate. Nebbia. Polse. Riposino. Crete. Pendio. No. Chialderie. Caldaia. Quince. Niente. Condimento. Allora, crepe. No, crete. Crete è la roccia. Roccia. Ah. Crepe che dopo è coccio, terracotto, Ok. ceramica, sgrife, artiglio e recipe, ricetta. Che Quindi, giusto no? Sì, 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 Hai scritto tu? bravissime. Allora, anche voi 6 su 10? 6 su 10? Avete visto per par condicio? Dai, è stato meglio del previsto, no? Visto che non E parli... come sono partiti spediti col friulano loro. Visto che non parli abitualmente friulano, insomma, sei stato bravo. Però è un modo anche per imparare questo. Certo. Quindi segui tutte le puntate e vedrai che a fine stagione Sicuramente. avrai imparato tutto, giusto? Si fa il vocabolario. Sì, giusto. Allora, François, concentrati, io ti vedo troppo distratto stasera, anche tu, Presidente, cioè, gestisci ste donne dietro, no? Non è facile, Va bene, allora andiamo subito a vedere i quiz, andiamo subito a vedere il cubo virtuale, quindi l'argomento. Territorio, 15 secondi da 2 a 5 punti. Quale comune ha nello stemma, oltre a un castello, una fonte d'acqua? Quale tra questi? Fleibano, Zoppola, Fontana Fredda o Premariacco? No. E il bello è che ti ha dato la risposta Ma se lui e tu aveva hai il schiacciato conto, C. quello- Niente, deve Avevo dirlo. un B e un C, un B e un C. Ah, e quindi non sapevi chi seguire. Ma devi seguire lui, che lui quello sa questo è- tutto. Come si chiama questo signore? Sergio, che bravo che è. Allora, la moglie di Zoppola non poteva sbagliare, capito? Alla moglie di Zoppola. Vedi, avere la moglie di Zoppola, sa anche che stemma ha. Bravo. E invece voi, niente? No. Niente, siete troppo concentrati dalla gestione, no? Vabbè, adesso andiamo avanti, vediamo il prossimo cubo virtuale, il prossimo argomento. Sport. Parliamo di Barcolana, vinta per la prima volta da una donna. Che edizione era? La 75esima, 38esima, 46esima, 54esima? Hai visto? Quando si parla di donne non sbagliate. Bravi. Tu hai seguito la Barcolana? Ti sarai no, io hai un rapporto un po' così con l'aghe, nel senso non sei le buono di aghe? nodà. Ah, e beh, ma lì va in barca, se vuoi. Beh, se voi dentro in aghe, scusa, con le piese in chiamò, no? Boh, ma la Allora- segui da casa, la segui no? No, no. Vabbè, allora niente. L'aghe mi pare quando fai la doccia e basta. Va bene, questo è un tasto che non dovevo toccare con Claudio, ma andiamo a vedere i prossimi argomenti, il prossimo cubo virtuale e poi vediamo la situazione delle Proloco. Cultura, 30 secondi da 5 a 10 punti, oltre alla cicogna, quella è l'animale simbolo dell'oasi dei quadri Safagagna, la foca monaca, l'avvoltoio monaco, quaglia francescana e ibis eremita. Ah, bravi! È sempre Sergio che sa tutto? No, questa volta lo sapevo anch'io. Questa volta, Questa meno volta male. lo sapevo anch'io perché ho fatto una corsa a Fagagna e c'era un ibis che mi faceva compagnia e quindi mi ricordavo. Te lo questa ricordavi? cosa. Vedi? Bravo, anche tu corri, no? Con gli ibis. Sì, no, beh, altri bestis, ma no con l'ibis, per carità. Giusto per dire una monadute così, che di che quattro bestis che sono segnati Sì. lì,
una non esiste, perché la foca monaca esiste per da bon, dopo lei anche l'avvoltoio monaco esiste per da bon, a lei. La quaglia francescana no, cioè è tanto per buttare una monade, così per ridi un po', insomma dai. Giusto, ma infatti il François voleva mettere quaglia francescana. Ma Sì, esatto, mi hanno battuto sul tempo. Va bene, andiamo a vedere il prossimo argomento, il cubo virtuale, poi vediamo la situazione delle Proloco. Enogastronomia. Servola era nota un tempo per una particolare produzione gastronomica, quale pane, acciughe fritte, polenta bianca, prosciutto. Non sono le acciughe fritte e nemmeno il prosciutto, ma il pane. Anch'io questa non la sapevo proprio. No, Servola. E il pan di Servola, le feminis di Servola erano inclamadis, erano soprannomenadis le pancogole, le pancogoe, perché era l'attività proprio artigianale delle femmine del paese, era che di fare il pan che dopo la venga a vendere a Trieste e Dulintor. E il pan tipico di Servola è la biga servolana, che sarebbe il pan doppio in pratica, in quel senso lì. Ecco. Ho capito. Vediamo com'è il punteggio delle Proloco adesso, vediamo com'è la situazione. Buia 44, Felettis 33. Bravi, andiamo a vedere subito il prossimo cubo virtuale perché poi c'è un altro proverbio e altre parole influenti. Sorpresa, qui avete 30 secondi da 5 a 10 punti, parliamo di un personaggio, classe 90, segno zodiacale Ariete, cantante, presentatrice, un figlio di nome Teo. Chi è? Carnielutti, Elisa, Serena Fogolina, Ludovica Comello. Ed è proprio lei, dovremmo avere anche un video, eccola qua, intervistata da Telefriuli, quindi insomma non potevate sbagliare. No. Vedi, quando si tratta di donne non sbagliano loro. Loro feminis e mangià. Di là col vin, sì, Ho fatto la stessa scuola, sono andato a scuola, era qualche anno sotto di me, Lodovica, ma... Sì, non andare oltre, cioè vabbè, eri a scuola con lei, va bene, ok, va bene. Finiamo qua. Cioè, io ero a scuola con Vogris, a me mi capitano tutti gli uomini vecchi, 40 anni, no? Vabbè, è così. Adesso, quindi, è arrivato il momento del proverbio, caro Claudio, del secondo proverbio. E questa volta toccherà agli amici di Bicinicco, di Felettis di Bicinicco, rispondere. Quindi vediamo in grafica il proverbio di questa serie, secondo. Due pis non stanno bene in tune scarpe. Ecco, quindi adesso ti confronti con la tua squadra che hai dei colleghi bravissimi in pubblicità, ti confronti e mi devi dire che cosa si intende dire con questo proverbio, ok? Ci vediamo tra poco, lo sapevo. Eccoci qua, bentornati. Le due Proloco, la Proloco di Buia che vedete adesso e quella di prima era la Proloco di Felettis di Bicinicco, si sono confrontati nel corso della pubblicità per dare la risposta esatta al secondo proverbio, che rivediamo in grafica così lo rivedi e poi ti diamo la parola per la soluzione, vediamo. Due pis non stanno bene in tune scarpe. Che cosa si intende dire, caro Spartaco? Due piedi non stanno bene in una scarpa e che a volte bisogna fare una scelta, che non puoi per forza fare due cose contemporaneamente, devi fare una scelta e devi andare avanti per quella strada lì. Allora, disinda ormai, tu sai prima se è giusto o sbagliato e dopo ti spieghi o è stato mio orto?
Suspense, Io voglio sapere... Che non si può appoggiare, insomma, Allora, uno... è che il proverbio chi alla pui di un, avendo prat par pui di un significato. Sì, anche... ma la dai per buona o no? Che Tanto... sì, questa è un dai significati. 5 punti. Le dai buona perché? Dici perché le dai buona? No, è buona perché un dai significati alle ok. chieste, cioè il concetto di un su due. In generale, si può dire per deciditi bene se tu hai di fare questo o quel, tu puoi continuare a stare su tutti e due le robe contemporaneamente, ma anche nel senso di chiappe l'autostrada, non sta continuare a rompere. Per esempio, che mi ha detto a mia madre, anche io a 64 anni, sono fuori di casa, non sta bene. Ok. Scherzi, non è vero. Quindi 5 punti per la proloco di Felettis di Bicinicco. Altri. Ma adesso io non vorrei sapere cioè qual è la situazione. A questo punto io darei la parola a chi? Tanto mandiamo la sigla tra due lingue. Un terzo di scelgi però. Uno deve scegliere e sceglierà. Tu scegli la 4, perché? Così. Allora, prima Perché tu 3 è un numero perfetto, allora... Allora preferisci l'imperfetto. Andiamo Va col pari. bene. Si spieghi per un momento al pubblico a chiesa che non l'ha capito. Sì, no? chi è che non ha capito? Il pubblico a chiesa, perché Perché? tu hai detto non vuoi sapere a cui che i tocchi, allora giusto che a chiesa che non hanno veduto che era la sigla, che capiscono che si sono paccati dal team, si sono patufati e infatti il presidente di Felettis ha un voli neri, ma che il di Bui anda doi. Allora i tocchi è che il di Felettis, sa le nome perché? No, era per creare la suspense, così non vediamo ancora il punteggio, vedi tu la fai tanto lunga. E invece, tu hai scelto dall'italiano al friulano, Spartaco? Sempre così va? Sto giro va così. Quindi io in italiano e tu in friulano, vogliamo metterti proprio alla prova. Partiamo dalla prima parola, 1 minuto, la prima è fango. Pantan, Faggio. Fayar, Quercia. Raul, Traccia. no, Devi dirlo tu? Troi è sentiero, No, allora fango. Pantan, Faggio. Fayar, Quercia. Raul, Traccia. Talpade, Faccia. Muse, Mento. Barbus, Menta. Felce. Mente, Felce. Felettis, Cosa hai detto? Felettis, No. Però al singolare però. Quindi vado avanti, Valeriana? No, il singolare. No. Fango, fango. Pantan, Faggio. Fayar, Quercia. Raul. No. Fino a menta, quindi 7 parole su 10, 7 punti conquistati, bravi. No, dobbiamo Però dire le altre, vedi? Valeriana. Quasi giusto, perché è il Felet. Felce e Felettis Felette. è il paese. Poi Valeriana, Ardielut e Tarassa Cotale. La tale. La tale, queste erano le altre. E Felettis, non possiamo darla per buona. Pensavo la da sì, no, perché Guarda, se giusto, era plurale Sui quasi tri. quasi potevo contestarla. 7 su 10 non è male, bravi. Adesso tocca alla prolocco di Buia. Questa volta sempre dal friulano all'italiano. Bene. Ok. Allora io parto con la parola in friulano, tu la dirai in italiano. Fuarce. Forza, Chiace. caccia, Chialce. calza, Chialcine. calce, Chialciut. calzino, Polente. polenta, Urticion. luppolo, Umbricion. ombelico, Ghiringhel. Ghiringhel. scarabocchio, No, fuarce. forza, Chiacce. caccia, Chialce. calce,
No, fuarce. Forza. Chiace. Caccia. Chialce. Calza. Chialcine. Calce. Chialciut. Calzino. Polente. Polenta. Urticcione. Luppolo. Umbriccione. Ombelico. Ghiringhella. Tempo scaduto. Il ghiringhella è un rinfresco. Rinfresco. Ne fate tantissimi e non sapete come si chiama. Poi c'era golosette, ghiottoneria. Golosette. Quindi voi 8 su 10. Bravo. Bravi, ma soprattutto bravi i ragazzi di Felettis di Bicinicco. Da quanti mesi siete nati praticamente? Ma 3 praticamente mesi? siamo nati sì da un 3 mesi, giugno. 20, parla solo lui, prenda il microfono, se vuole dire qualcosa lo deve dire con... Esattamente il 22 luglio, Dal 22 che era luglio. una data molto importante perché ricordavano i 50 anni della nascita della Polisportiva, che poi è diventata. Quindi noi abbiamo fatto cadere in quella data lì e quindi adesso sono 3 mesi sostanzialmente. Allora, facciamo vedere un po' di foto che vi riguardano, così mi raccontate a cosa si riferiscono queste foto. Sto parlando delle foto della prologo di Felettis di Bicinicco. Qui dove siete? Cosa state facendo, Spartaco? Qui avevamo organizzato una festa, la festa del Perdon, che erano molti anni che a causa del Covid che non si faceva. Abbiamo riproposto questa festa e di buon grado tutta Felettis dintorni, tutta Bicinicco ha partecipato di buon grado. All'interno della festa appunto abbiamo inserito intrattenimenti per i bambini, anche una premiazione per omaggiare appunto i presidenti passati, perché la nostra associazione viene da una vecchia associazione sportiva, Ecco. anch'essa in un periodo di difficoltà, sempre dovuta al Covid, e noi da queste difficoltà, noi e anche il vecchio direttivo abbiamo colto un'opportunità da questa cosa e abbiamo detto perché non trasformarla in proloco. Visto che noi sappiamo far bene festa e quindi ho detto qualsiasi imprenditore deve prendere quello che sa fare meglio e fare di sé il suo svago. Non è un'impresa la nostra, sicuramente Però, facciamo insomma, attività sociali, lavoriamo per il territorio, collaboriamo con tutte le associazioni del paese di Bicinicco, abbiamo molte altre iniziative. Ecco, che cosa avete in programma per i prossimi mesi? Non so. Sicuramente allietare il Natale con un presepe nuovo, qualcosa che sicuramente non era stato mai fatto. E dopo il classico Babbo Natale cercheremo di fare anche lì, però non voglio svelare troppi dettagli perché siamo ancora in corso d'opera e gli strumenti li abbiamo tutti, ma anche Halloween, il 31 faremo Halloween in piazza collaborando con un'associazione che si occupa di dar supporto alle scuole di Bicinicco, quindi daremo supporto a quella cosa lì, accompagneremo i bambini per le vie di Felettis, per le vie di Bicinicco e poi ci riuniremo facendoli giocare, stare insieme. Bravi, complimenti. Insomma, Grazie. questo è il vostro inizio, ma poi avremo modo magari di rincontrarci. A Buia è cambiato, il direttivo e il nostro Stefano, che era tra i più simpatici, François, dobbiamo dirlo, Stefano è diventato presidente, infatti ha portato tutto il suo regno femminile da Buia, l'ha portato qui. Come sta andando con la Prolocco? Voi avete tante iniziative. Sì, ne abbiamo tante iniziative, sta andando molto bene. Intanto faccio i miei migliori auguri alla Proloco. Neoproloco. Alla Neoproloco. È sempre bello insomma, che una nuova attività di volontariato nasca, cresca nel territorio.
Abbiamo anche le vostre foto, quindi vediamole, così Sì. ci racconti anche quello che Ok. avete fatto e quello che farete, perché insomma sono tante le iniziative. Ecco, no? questa è un'iniziativa fatta con le scuole di Carnevale, quest'ultima è la gita appena fatta in Toscana, perché è giusto anche avere un momento di svago. Questa è una cosa molto bella che organizziamo venerdì 11 novembre in ricordo di Ciro, che è il mastro polentaro che purtroppo è venuto a mancare 2 mesi fa, che era sempre con noi e lui sì. ci riteneva una seconda famiglia. Vedo Ciro che il ricavato voleva... verrà destinato anche al Crodiaviano. quindi è una Esattamente, bella iniziativa. proprio per una volontà di Ciro questa, e per cui stiamo organizzando questa serata proprio in suo onore e con una raccolta fondi appunto nella quota già compresa. Sarà comunque un momento conviviale, un momento di festa, perché così Ciro voleva Vorrebbe. sicuramente. Quest'anno un momento anche per ricordare un'altra persona, un altro nostro volontario che è storico, che è Francesco Aita, detto Checco, che ci è venuto a mancare anche lui poco prima di Ciro, quindi insomma per noi è anche un anno un po' difficile da questo lato, però diciamo che le iniziative sono state molte. Qui vediamo la Radio Company durante le feste di primavera, che quest'anno l'abbiamo ripresa nel suo ordinamento delle prime 2 settimane di giugno. Ecco, qui vediamo un po' di giochi anche che abbiamo fatto con i bambini in passato. E ecco qui, questo è molto importante perché la mostra, che attualmente è l'attività che è ancora in corso, la mostra di Anna Maria Fanzutto presso il Museo d'Arte della Medaglia della città di Buia, che è stata prolungata anche grazie alla collaborazione con l'amministrazione comunale fino alla fine di novembre. Bene. Quindi era fino al 31 ottobre, abbiamo ancora un mese in più per poter andare a vedere questa mostra, che è veramente veramente bella, delle ceramiche di Anna Maria Fanzutto. Comunque nelle nostre attività quest'anno abbiamo aperto l'anno con un Biel Vivi, quindi con questa sagra delle Proloco della comunità Sì. collinare, poi Fieste di Primavere, Sant'Ermacora, la festa del patrono, la mostra di Sant'Ermacora curata da Sant'Eos con le La fotografie festa del della toro, Proloco. che non credo sia questa, la festa del toro, Esatto, a Monte di Buia. esatto, anche questa. Ma a Natale farete nuovamente questo Adesso albero arriviamo. con la plastica? Bellissimo, con le bottiglie di plastica. No, quello non riusciremo a farlo, però sicuramente faremo un'attività natalizia. Prima, il 6 di dicembre, faremo l'arrivo di San Nicolò. Abbiamo saputo, diciamo ai bambini che abbiamo saputo che arriva anche quest'anno. Ah Ci ha sì? scritto, Siamo sì, sicuri? sì. Ok. Ci ha scritto anche quest'anno, ha detto che viene a trovarci a Buia. E l'8 dicembre invece facciamo adesso da quando, diciamo dopo il Covid, che era più difficile gestire, abbiamo fatto questo presepe che inaugureremo nel centro, diciamo così, nella piazza Santo Stefano, dove abbiamo sempre fatto le attività di Natale. Bravi, complimenti alla Proloco di Buia anche. E adesso scopriamo il vincitore della puntata e chi andrà avanti, quindi lo sapevo. Ma c'è anche ripescaggio, per chi dovesse andare male. Vediamo. Feletis 45, Buia 61, vince la puntata. Però Spartaco, siete all'inizio della vostra avventura con la Proloco, quindi fatevi pubblicità anche facendovi ripescare al quiz. Quindi tra poco ci sarà ripescaggio sui like, sulla pagina di Lo Sapevo, quindi cercate di condividere il più possibile la vostra foto per i like, ok? Va bene. Ok, fate questo lavoro così magari riuscirete a farvi ripescare e invece voi tornerete. Quindi mi raccomando, Presidente, François, come si chiama lui? Davide. 3 uomini in mezzo a tutte queste donne, portatene altre la prossima puntata, Claudio? Tantas bieles feminis in mies di 3 hommes. Sì, Più sì, che altri, sì. insomma, è pure giusto. Stefano sorride però, è furbo il Ma l'abbiamo Presidente. fatto apposta, insomma, abbiamo il primo presidente del Consiglio donne, è giusto mantenere anche È giusto, le quote alta rosa. il valore delle donne anche all'interno della Proloco. Bravi ragazzi, noi ci vediamo alla prossima puntata, grazie alla Proloco di Feletis di Bicinico, grazie, vi faccio anch'io un applauso, mi ha fatto piacere conoscervi. Grazie a Claudio che ritroveremo sbarbato la prossima puntata, giusto? Sì, Senza barba la prossima puntata. ma vengo un altro. Sì, esatto, però un altro. Chiaro. Esatto, invece la regia la ringrazio tutta e loro invece non cambiano, che sono Francesco Snidero, Simone Caramaschi e Chiara Miscoria. Grazie a voi, alla prossima, ciao!
Questa trasmissione è stata offerta da Azienda Agricola Serafini.